Eccoci alla prima attrazione di giornata, la Fontana dei Currii. Fontana Genzo. Che bel panorama che c'è qui dalla cima del Monte Lupia. Comitato d'accoglienza. Gentile. La scorta, abbiamo una scorta che ci riaccompagna in paese. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a San Germano dei Berici, in Val Liona, nel cuore dei Colli Berici. Il nostro percorso di oggi è il sentiero di San Germano. Lunghezza 8,5 km, circa 3 ore e aggiungiamo noi 320 metri di dislivello. Il percorso è descritto qui in questa tabella, si svolge in senso antiorario, ha diverse varianti. Noi faremo quello principale e ha anche un segnavia dedicato, questo simbolo qui, cioè non ha numero, contrariamente a quanto accade normalmente nei sentieri dei Colli Berici. Iniziamo salendo per via Cengio. No, andiamo dritti, di qua torniamo. In pratica l'anello inizia qui e torneremo da questo sentierino qua. Ecco, via Cengio termina qui. Noi proseguiamo per questa mulattiera, il simbolo è qua a sinistra, e adesso inizia una parte sentieristica. Eccoci alla prima attrazione di giornata, la Fontana dei Currii. Non sappiamo esattamente cosa significa il Currii, l'abbiamo trovato anche con 2 R. Se è un nome o qualcos'altro. Se qualcuno sa qualcosa ci scrive un commento. È un po' bassino? Ah sì, è anche scivoloso, c'è fango.
Ecco, qui nei pressi, poco oltre una casa abbandonata, termina la salita più impegnativa. Adesso è un saliscendi molto modesto fino praticamente al Monte Lupia. E le montagne là cosa sono? Quelle lì, allora, quelle con la neve sono a destra il Pasubio e a sinistra il Carega. Dove siamo stati? Sì, più volte. Che bella casa. Sì. Inizia adesso la parte più spettacolare dell'itinerario, quella più panoramica, da qui fino alla cima del Monte Lupia. Ecco, da qui parte una delle varianti, variante Fontana Marcolin. Noi ne incroceremo diverse di queste varianti, ma faremo sempre il percorso principale che scende di là. Comunque questa variante qui si ricongiunge più avanti, sono praticamente paralleli e sbucano fuori circa 1 chilometro più avanti. Ecco, qui facciamo una brevissima deviazione di un centinaio di metri, scendiamo qui giù seguendo le indicazioni di questa freccia e andiamo a visitare la Fontana Genzo. Ciao! Ciao! Zoom! Eccola qui la Fontana Genzo. Ecco, altra variante Fontana Casalini, giù di là. Noi continuiamo per il percorso principale. Mamma mia. Cosa vuol dire? Dove si va? Cartello caduto. Proviamo ad andare di qua, dovrebbe essere giusto. Che albero! Che cos'è? Un pino? No. Sì, è un tipo di pino, ma non so quale. È gigantesco. Ecco, la nostra intuizione precedente era giusta, questo è il percorso corretto. Percorso principale, a sinistra. Sentiero di San Germano va su di qua e adesso stiamo per salire sulla cima del Monte Lupia, da dove si gettano i parapendisti.
A destra il sentiero principale che riprenderemo più tardi. Adesso seguiamo qui a sinistra. In pochi minuti arriviamo in cima al Monte Lupia, poi dobbiamo tornare indietro qua. Siamo in cima al Monte Lupia. Che panorama, guarda. Mamma mia, che Incredibile. E da qui si gettano con il parapendio. Oggi non c'è nessuno, ma... Che bel panorama che c'è qui dalla cima del Monte Lupia. In particolare, da quella parte ci sono tutti i colli Eugani che spuntano. Adesso torniamo indietro al bivio precedente e terminiamo il sentiero. In mezz'ora circa ritorneremo al punto di partenza. Ferma lì, ferma lì. Il percorso principale va qui a destra e quindi si poteva andare a sinistra per raggiungere la cima del Monte Lupia anche di qua. che abbiamo già fatto. E abbiamo già fatto. Quindi si poteva fare anche un anello volendo. Vabbè. Quindi continuiamo di qua. Sì, continuiamo di qua. Eccola, sinistra. Ah, allora siamo in comune con il percorso che abbiamo fatto un po' di tempo fa, cioè il sentiero dei Frati assieme al sentiero della Valliona. Ah sì sì, deve essere un breve tratto. E lo stiamo facendo al contrario però. Madonnetta del Monte Lupia. Stiamo sbucando sulla strada che adesso seguiremo per pochi metri in salita e poi torneremo a infilarci giù nel boschetto di ulivi. Giù. Sì. Comitato d'accoglienza. Gentile. Approvati? 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 Possiamo andare? Possiamo entrare in paese. Entrare in paese. Ciao amore. In La paese. scorta, abbiamo una scorta che ci riaccompagna in paese. Gentilmente, molto gentile, molto gentile. Il nostro scout, vai, grazie, ci fa vedere
dove dobbiamo andare. Mhm. Ci porti fino alla strada, molto gentile. Bene, siamo arrivati. Eccoci qua, abbiamo chiuso l'anello. Adesso in pochi minuti, scendendo lungo la strada di questa mattina, via Cengio, torniamo al punto di partenza. È stata una bellissima passeggiata, molto ben segnalata, abbastanza semplice e molto panoramica. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video, e seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie, e alla prossima escursione con Antelacus.